Torna regolarmente in campo la promozione. Il Borzoli ha già giocato al recupero con la Prese e allora la seconda sfida consecutiva al Piccardo può tranquillamente definire big match, perché nell'impianto di proprietà della Sestrese arriva la Voltrese di Sciutto. I locali cercano una vittoria per sedersi al banchetto delle pretendenti alla promozione, tavolo in cui la Voltrese è già ben seduta con tanto di bavaglino e posto prenotato, che tradotto vuol dire un distacco di 9 punti che gli ospiti legittimano alla prima emozione del match, datata quarto minuto, cross da destra su cui sono veementi le proteste per un tocco di mano. La sfera arriva a Cecon, che la domestica trova una parabola splendida, morbidissima alla conclusione del numero 2, classe 2001, e 1-0 ospite, che permette alla Voltrese di blindare il vantaggio e ripartire in contropiede. Il possesso palla del Borzoli non produce infatti troppi pericoli. Il destro di Balestrino dal limite è uno dei pochi dalle parti di Secondelli. Allora, dopo 38 minuti di battaglia a centrocampo, Mazzedda viene imbeccato in posizione regolare. Il suggerimento al centro è perfetto, così come l'inserimento di Nelli, che brucia tutti e fa 0-2. I padroni di casa cercano di reagire già entro la fine del primo tempo, minuto 43. Il Borzoli reclama un calcio di rigore per questo atterramento di Provenzano. Il direttore di gara fa proseguire, la Voltrese prosegue come? Perché sul capovolgimento di fronte il morso di Nelli dal limite è ancora mortifero e il numero 9 trova doppietta e 3-0, assestando un colpo da KO tecnico, anche perché alla ripresa del gioco nel secondo tempo è ancora la formazione di Sciutto ad andare vicino al gol con una triplice occasione sventata in qualche modo dalla difesa del Borzoli, ma è la prima e anche unica occasione della ripresa. La Voltrese blinda la metà campo, il Borzoli non riesce a farsi pericoloso e i 3 punti vanno agli ospiti, che rimangono nelle zone altissime di classifica.